Di norma, nell'effettuazione di un calcio di rinvio il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente. Qualcuno ha messo vero, eh? Quando è che è in gioco? Ok? Avanti. Il dirigente accompagnatore ufficiale e il capitano di una squadra hanno diritto di avere in visione dall'arbitro solo le tessere rilasciate dalla Lega, solo il tabulato per verificare se un calciatore è regolarmente tesserato per quella società, le tessere, il tabulato, nonché i documenti di identificazione dei componenti della squadra avversaria prima e anche dopo lo svolgimento della gara, solo i documenti rilasciati dalle autorità per verificare l'identità dei calciatori. Salute. Tutti C? La squadra di casa ha deciso di utilizzare bandierine d'angolo su cui viene posto il logo del club. L'arbitro deve disporre che tali bandierine vengano sostituite con altre neutre, altrimenti inizierà la gara ma dovrà riportare la caduta nel rapporto di gara. Falso. Perché? No, è falsa. Voi prendete atto e riportate nel referto, basta. Che problema c'è? Ostacolare la progressione di un avversario senza contatto fisico può essere punito con un calcio di punizione diretto. Sì, solo se l'infrazione si verifica, solo nel caso di doxo, non mai, dipende in quale parte del terreno di gioco avviene l'infrazione. E qual è il problema? C, non può essere, basta. Cioè, qua due li escludevate a priori, dopo avevate 50-50 ancora se non lo sapevate. È eleggibile la carica, questo ciò nonostante, è eleggibile la carica presidente di sezione dell'associato che abbia almeno 28 anni di età anagrafica. C'è qualcuno che l'ha sbagliata, che ha il coraggio di dire che l'ha sbagliata? Cioè, Fornaini ha fatto 4 errori, di cui uno è questi. Boh, comunque è vera. Una gara di un settore giovanile con assistenti di parte, se si guasta l'unico suo orologio, l'arbitro come dovrà comportarsi? Dovrà chiedere un orologio al dirigente addetto all'arbitro, dovrà verificare se in tribuna è presente un osservatore designato ufficialmente e continuare con l'orologio dell'OA, dovrà sospendere definitivamente la gara e annotare sul rapporto l'accaduto, si accorderà con i capitani per determinare la fine del periodo di gioco. Ma comunque la sospendi? Cosa vuoi fare? I copricapi questi possono essere neri o comunque dello stesso colore predominante della maglia e non possono essere di colori differenti per i calciatori della stessa squadra. Chiaro? Il portiere, prima di rilasciare il pallone che tiene tra le mani, lo fa rimbalzare a terra. Un avversario allungando un piede sottrae il pallone e segna la rete. Come si regola l'arbitro? Convalida la rete, non convalida la rete, riprende con un calcio di punizione indiretto, oltre ad ammonire l'avversario, non convalida la rete, riprenderà con un calcio di punizione indiretto, non convaliderà la rete, riprenderà con il gioco il calcio di punizione in rinvio. Sì. Non convalida il calcio di punizione indiretto. Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l'incolumità di un avversario commesso con vigoria sproporzionata deve essere sanzionato come grave fallo di gioco. Vero? La commissione di disciplina di primo grado regionali sono competenti a giudicare i componenti del consiglio direttivo sezionale. Il portiere esegue maldestramente un calcio di rinvio e per evitare che il pallone giunga ad un avversario chiaramente in grado di segnare una rete lo tocca nuovamente prima che lo stesso sia uscito dall'area. L'arbitro? Veloci? Perché? Semplice questo, dai.
Due calciatori della medesima squadra si scontrano, l'arbitro dovrà aver interrotto il gioco e averli fatti soccorrere, non deve farli uscire dal terreno di gioco. Questo è vero, vero. Questo è vero. Cosa? Se sono due della stessa squadra? Non devono uscire. Se sono due della stessa squadra non escono, se sono in condizione. Durante l'esecuzione di un calcio di inizio, tutti i calciatori da quest'anno, questa giusto? Circolare numero 1, da quest'anno chi lo esegue può essere oltre la propria metà campo. Un attaccante tocca volontariamente il pallone con la mano, con l'intento di segnare una rete, ma il pallone termina alto sulla traversa, il calciatore deve essere espulso. Gli arbitri sono obbligati a segnalare con immediatezza all'autorità di pubblica sicurezza presente di sezione lo smarrimento della tessera federale. Ormai queste qua le sappiamo a memoria, non serve neanche leggerle tutte. Se voi fate quei 700 passa quiz, non le leggete neanche tutte. Qua si va anche a logica. Un calciatore esegue una rimessa laterale. Uno spettatore entrato sul terreno di gioco interrompe la traiettoria del pallone prima che esso venga giocato da un altro calciatore. L'arbitro farà ripetere la rimessa laterale. È falsa. L'esecutore di un calcio di punizione indiretto tocca nuovamente il pallone con una volta in gioco prima che sia stato toccato da un altro calciatore. Qua la domanda, la risposta la sapete già, andate direttamente a cercarvela, perché queste sono cose semplici e qua comunque siete riusciti a sbagliare anche questa qua, che è accorderà un calcio di punizione in diretta alla squadra avversaria, perché se la tocca con la mano è diretto, non è più indiretto. Un calciatore gioca il pallone verso un compagno che si trova in posizione di fuorigioco. Lungo la traiettoria un difensore tocca intenzionalmente il pallone con le mani. In ogni caso dovrà essere assegnato un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore. Circolare numero 1. Falsa. Perché? Perché non è sempre così. Se influenza l'avversario, anche se lo tocca con la mano, si fischia il calcio di punizione indiretto del fuorigioco. Okay? Durante l'esecuzione dei tiri di rigore, se un portiere non è più in condizione di continuare, potrà essere sostituito. Chi è l'unico giocatore che può essere sostituito? Quindi è vero. Gli arbitri non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli di disposizione degli organi tecnici nazionali o regionali se colpiti ad ASPO. Chi è che ha detto falso? Imperterriti. Ok, avanti, vera. Il calciatore che esegue un calcio di rigore passa il pallone in avanti a un compagno che segna una rete. Quale deve essere la decisione dell'arbitro? Convalida la rete purché corretta la procedura di esecuzione del calcio di rigore è stata eseguita. Ok? Le bandierine degli assistenti di parte devono essere fornite dalle società su cui il campo si disputa la gara, anche nel caso di una gara giocata in campo neutro. Di parte, non ufficiali. Un difensore esce dalle linee perimetrali per fare in modo tale che un avversario si trovi in posizione di fuorigioco. L'arbitro si lascia giocare, ok? L'azione va avanti e la prima interruzione è ammonizione per comportamenti antisportivi. Quindi C. Quando una gara è giocata in campo neutro, per la squalifica del campo di una società, i palloni devono essere forniti dalla società prima nominata. A posto. Grazie per l'attenzione.